Senza il bomber Santo Salerno infortunato, per lui lesione al ginocchio che lo terrà fermo per più di un mese, il Mistretta non riesce a fermare l'Orlandina che passa al Salvatore Lentini e si conferma terza forza nel girone B di promozione. Ma sono i biancoazzurri a provarci subito con Iatta, il cui destro da fuori si perde alto non di molto e con un cross dalla destra di Marguglio che nessuno riesce a deviare in rete. Poi però i paladini iniziano a spingere dopo il tiro cross dal fondo di Ditale che D'Amico smanaccia in angolo e la conclusione dalla distanza sempre di Ditale che chiama all'estremo di casa all'intervento non semplice. L'Orlandina la sblocca al minuto 39 quando Praticò raccoglie la respinta di D'Amico sul tiro di Balsamo e col sinistro fa 1-0 per i suoi. Nella ripresa, dopo la zuccata di Gambino per i locali che si spegne alta, gli ospiti trovano il raddoppio al minuto 67 grazie a una sfortunata autorete di Diaz che mette fuori causa D'Amico per il gol che vale il 2-0 in favore dell'Orlandina. Spinge la formazione di Capodorlando che a più riprese tenta di chiudere i conti, ma la punizione di Iuculano finisce di poco alta, poi la conclusione di Balsamo viene disinnescata dal portiere, quindi il sinistro da fuori area di Iuculano non centra lo specchio della porta, mentre il doppio tentativo di Lupica sul servizio di Iuculano trova uno strepitoso D'Amico a negargli la gioia del gol. Tris che non arriva nemmeno dal corner successivo con Iuculano che di tacco manda sull'esterno della rete. Gol che l'Orlandina sigla comunque al 92esimo quando Merendino col destro infila nell'angolino il pallone che vale il definitivo 3-0 per i suoi. Con questo successo l'Orlandina sale in classifica a quota 41 punti e si conferma sul terzo gradino del podio, mentre il Mistretta rimane a 35 e scivola in settima posizione.